Buonasera a tutti, amiche e amici del futsal femminile del Città di Capena, bentornati al Palavertini di Fiano Romano per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie A tra Città di Capena e Kick-Off Milano Calcio a 5 femminile. Una partita che vede la neopromossa biancorossa scontrarsi contro una delle forze maggiori di questo campionato guidate da Capitan Vanin. Vediamo le squadre entrare in campo. Intanto vi presentiamo la terna arbitrale che è composta da Andrea Seminara della sezione di Tivoli, secondo arbitro Andrea Barillà e al cronometro troviamo Massimiliano Modica di Roma 2. Quello che sentite è l'inno della divisione per questa annata 2020-2021. Si avvicinano i due capitani, le due numero 10, le due giocatrici che promettono più spettacolo per questo incontro. Alla vostra sinistra, in maglia nera, in pantaloncini bianchi, calzettoni neri, le giocatrici del kick-off, Deborah Vanin. Alla vostra destra invece, in maglia bianco-rossa, scacchi, con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, troviamo Nega, capitano del Città di Capena. Due squadre reduci da un periodo totalmente differente, un Capena che è andata incontro alle prime due sconfitte di questo campionato dopo un inizio spettacolare che prevedeva tutt'altro trattamento per questo campionato. Sono arrivate le sconfitte: 6-2 contro lo State, 5-0 al Palagenza contro la Lazio, sconfitte pesanti che ovviamente non vorranno ripetersi. Il Kick-Off invece, che non ha giocato la partita di domenica proprio contro lo State per l'ennesimo caso Covid, si trova comunque in una situazione di classifica non soddisfacente per una squadra che vuole puntare al più alti vertici del campionato e correre insieme alle due capoliste Falconara e Montesilvano. Vediamo gli schieramenti iniziali, quintetti basi di queste due squadre. Capena che schiera Castagnaro sicuramente tra i pali. Vediamo già in campo Agnello e Benvenuto, le due compagne, amiche, entrambe ex Lazio. Il capitano Nega, e si dovrebbe apprestare a scendere in campo anche con il numero 8 Bea Martin. Mentre per il kick-off vediamo le giocatrici che si salutano, si scambiano segni di incoraggiamento in vista del calcio d'inizio. Vediamo con il numero 22 il Pidio, con il numero 8 Bertè. Tra i pali va Irene Franco, capitan Deborah Vanin, e con il numero 13 Bettioli. Sembra tutto pronto, gli arbitri aspettano che le due squadre si sistemino correttamente in panchina. Ovviamente vige l'obbligo della mascherina anche per le giocatrici non in campo. Presentiamo anche due mister per il Città di Capena: Roberto Chiesa per il kick-off, Riccardo Russo. Due mister con tantissima esperienza alle spalle che conoscono già questo sport alla perfezione. È tutto pronto. Si comincia, ecco il fischio dell'arbitro, primo possesso per il Città di Capena, subito con Nega che scarica per Agnello, Bea Martin, subito per Nega, prova a chiudere il triangolo, Bea Martin prova la giocata personale, la chiusura di Bettioli, la palla che giunge tra le mani di Castagnaro, subito al primo rinvio lungo a cercare Nega, Vanin fa valere la propria stazza fisica, anticipa di testa e chiude in fallo laterale, rimessa in gioco dalla destra per le Leprotte. Benvenuto scarica da Nega, la conclusione che scalda subito le mani a Irene Franco che blocca la sfera. Riparte ora il kick-off, Vanin a guidare la controffensiva della compagine lombarda e il Pidio si accentra, allarga sulla sinistra per Bettioli, ancora Bertè, il tacco per il Pidio, ancora Bertè, Deborah Vanin la più pericolosa, cerca subito la conclusione, respinge Bea Martin. Rimessa in gioco dalla destra per Bettioli, Bettioli scarica da Vanin, la finta, la conclusione, Castagnaro si deve rifugiare in angolo. Prova subito a far vedere il piedecato Deborah Vanin, vuole segnare. Scarico dietro, Vanin se la sposta sul sinistro, la conclusione, chiude Bea Martin, fallo laterale. Cerca subito di prendere in mano il pallino del gioco
la kick-off. Vanin gira per Bettioli, ancora Vanin, si allarga sulla destra, pallone per Elpidio, scarico da Vanin, Vanin ribattuta da Benvenuto. Si ricomincia da Irene Franco che arriva oltre la metà campo, addirittura un'incertezza, il pressing alto del Capena, riesce ad uscirne comunque magistralmente Bertè. Ancora alto il Città di Capena, ma fa girare bene la palla il kick-off Milano e costringe il Capena a rifugiarsi sulla propria metà campo. Deborah Vanin, ancora per Elpidio, allarga per Bertè, Arianna Bertè, prova la conclusione, la palla rimane lì, ancora Bertè, chiude Nega in fallo laterale, pallone dietro per Elpidio, non ha spazio per la conclusione. Bettioli se la porta sul destro, ancora Bertè, cerca spazio la kick-off. Deborah Vanin, Bertè, Bettioli, giro palla asfissiante della kick-off, prolungato. Vanin chiude Benvenuto. Le prime istruzioni di mister Russo alle proprie giocatrici, sono passati appena 2 minuti. Ancora Arianna Bertè, dentro per Elpidio, Elpidio, Bea Martin, la palla rimane lì, prova ad uscire il Capena, non riesce però. Bea Martin non si intende con Nega. Ancora Deborah Vanin, cercare Elpidio, Elpidio largo per Bettioli, ancora sulla destra da Vanin, si gioca per vie orizzontali, il tacco per Elpidio, la conclusione Benvenuto in chiusura. Fallo laterale per il Capena, dice l'arbitro. Allora prova a riprendere in mano il possesso Bea Martin, Agnello la mette giù, ricomincia addirittura da Castagnaro che prova ancora la giocata lunga. Nega riesce a tenerla in campo, no, anzi no. Qui sembrava uscita tutta la palla effettivamente, quindi giusta la chiamata del direttore di gara. E allora ancora kick-off con Vanin che va da Elpidio. Bertè anticipa Bea Martin che prova ad uscire, circondata dall'avversaria, scarica da Benvenuto, ancora Bea Martin, non riesce a chiudere lo scambio con Saragnello. Rimette in gioco Vanin che allarga subito per Bertè. Bettioli, ancora Bertè, Vanin ha un po' di spazio, l'appoggio per Elpidio, chiude Benvenuto, la finta di tiro di Deborah Vanin, l'appoggio splendido per Elpidio che però trova anche la correttissima opposizione di Saragnello. Ancora calcio d'angolo battuto fuori per Vanin. Bertè prova il tacco per il proprio capitano, pallone che finisce in fallo laterale. Agnello per Castagnaro che va da Nega, non si intendono qui le giocatrici. Questa però poteva essere una buona uscita perché il kick-off sembrava era andato in pressione proprio su Castagnaro, mentre intanto c'è il primo cambio di questa partita, si accomoda in panchina Elpidio, entra con il numero 11 Exana, Jessica Exana. Ancora Bettioli, eccola qua proprio Jessica Exana, 1 contro 1 con Agnello, l'appoggio per Vanin, la palla rimane lì, la respinta di Castagnaro e poi la chiusura di Bea Martin in fallo laterale, scambio stretto tra Exana e Vanin, conclusione della numero 10 sulla quale però Castagnaro non ha problemi in uscita. Rimessa in gioco, pallone largo sulla destra per Exana, ancora Bertè, la lascia a Vanin che se la porta fuori. Prende fiato ovviamente il Città di Capena. Rimette in gioco Agnello, subito da Castagnaro, la giocata lunga a cercare Nega che mette giù la girata, poi la chiusura della numero 13 Bettioli, pallone che è uscito prima
che Bettioli riuscisse a tirare la sfera addosso a Benvenuto, quindi rimessa in gioco per il Città di Cavena. 15:31 alla fine di questo primo tempo, fase un po' di studio da parte di entrambe le squadre. Benvenuto all'indietro per Bea Martin, la palla rimane in gioco, Bea Martin se la dimentica per un attimo, sfera che arriva sui piedi di Castagnaro che deve andare a rinvio lungo, pressing altissimo da parte della kick-off che non permette l'uscita palla al piede al Città di Cavena. Baricentro invece molto più basso per la squadra di Mister Chiesa, che lascia giocare alla kick-off per cercare poi di colpire in contropiede. Conclusione velleitaria da parte di Jessica Exana, lontano dallo specchio della porta. Ancora lungo Castagnaro, stavolta a cercare Benvenuto, è buono lo stop, ma è buono anche il recupero di Bertè, tira un po' la maglietta a Benvenuto, si prosegue per il vantaggio, Vanin incrocia ma non trova la porta, mentre arriva il cartellino giallo per Serena Benvenuto per la precedente trattenuta che avevamo evidenziato proprio su Deborah Vanin. C'era stato il vantaggio, forse un po' esagerato questo cartellino giallo. Primo fallo della gara. Riprende il gioco con la rimessa di Castagnaro, subito per Agnello. Bea Martin, Agnello per Benvenuto, buono il controllo, prova ad andare via Exana che chiude in fallo laterale, buona la giocata qui di Serena Benvenuto, ha coperto bene la sfera, ha provato ad andare via la diretta avversaria che ha chiuso bene. Benvenuto all'indietro per Bea Martin. Bea Martin se la sposta alla conclusione sul fondo. Prova a rendersi pericoloso anche il Città di Cavena. Mentre intanto anche Mister Chiesa si prepara al primo cambio. Si scalda intensamente Diletta Macchiarella. Mentre intanto ancora kick-off. Vanin, Bertè. Il tacco per Exana, Exana per Vanin, il destro di Vanin, ribattuto da Nega, la palla rimane lì, ancora Vanin sul fondo. Chiama un 5, uno schema, Bianca Castagnaro, portiere del Città di Cavena e della nazionale brasiliana. Tanto sarà Agnello. Bea Martin, attenzione, sbaglia l'appoggio, Vanin. Bertè, la parata di Castagnaro, la palla che rimane lì, ancora Vanin, Bertè, la respinta di Castagnaro, si salva il Cavena, errore cruciale da parte di Bea Martin in uscita, si salvano le padroni di casa con l'uscita del proprio portiere, mentre intanto è entrata Diletta Macchiarella al posto di Nega. Vanin qui intanto, subito il tacco per Bertè, ancora Bettioli, Vanin, scambia con Bettioli, c'è spazio per Bettioli, respinge Benvenuto, ma ancora kick-off col possesso di palla. Vanin, ottima la diagonale per Exana, si sposta la palla, il tacco per Bertè, ancora Vanin, se la porta sul destro, spalla la porta, il tiro, la palla rimane lì, si salva il Cavena. Castagnaro in avanti per Macchiarella, l'uscita di Franco che non bada a preziosismi, spedisce la palla più lontano che può. Sembra essere una delle armi più utilizzate, quella della rimessa lunga da parte del Città di Cavena, che ovviamente proverà a sorprendere in contropiede, un kick-off che agisce sempre molto alto. Qui Macchiarella riesce a mettere giù, prova a concludere, disturbata però sia da Bertè che da Exana, non riesce a rendersi pericolosa. Attenzione ora all'uscita veloce, la conclusione della neoentrata Arianna Pomposelli, ancora una volta lontano dai pali. Qui vediamo proprio l'impostazione dal basso del Cavena, Macchiarella che gioca alto sull'ultimo uomo. Cavena ora che però prova a giocare corto, Benvenuto, Bea Martin, ancora Benvenuto,
dietro per Agnello, larga per Bea Martin, la palla è buona, l'uscita di Franco che liscia. Non ci ha creduto Bea Martin, qui un po' insicura Irene Franco in uscita, che alla fine concede solo calcio d'angolo. Bea Martin batte nel corner, pallone che scorre, benvenuto col sinistro, pallone sul fondo. Non aveva battuto benissimo Bea Martin, Vanin però buca il controllo di coscia. Ancora Chioff però, Pomposelli, Arianna Bertè se la porta sul sinistro, scarico da Pomposelli. C'è stato il tocco di Bianca Castagnaro che con la punta delle dita ha alzato sopra la traversa. Bertè dalla bandierina, ancora Vanin, Exana, Pomposelli spalla alla porta, scarico da Bertè, ancora Vanin, la conclusione di destro, la respinta e spaccata di Bianca Castagnaro. Primo grande intervento di questa partita per il portiere in maglia 27. Ma non smette di attaccare il kick-off. Exana qua però sbaglia l'appoggio per Arianna Pomposelli. Fondo per il Cavena, con Castagnaro che ricomincia ad Agnello. Bea Martin, Agnello, largo da Bea Martin, qui giocata frettolosa, pressing alto fatto molto bene dalle ragazze di Mister Russo. Vanin per Pomposelli, ancora Castagnaro in fallo laterale con i piedi. Bertè scodella dall'altra parte per Exana, ricomincia da Irene Franco. Vanin, Exana, ancora per Bertè, Deborah Vanin prova a liberare il destro, scarico da Bertè. Bertè dentro per Vanin, dentro l'area, la chiusura di Benvenuto. Intuffo Castagnaro sulla linea, poi la palla lunga, Bea Martin, 1 contro 1, Bea Martin, pallone sul fondo. Qui però si è fatta sorprendere la difesa del kick-off, girandola di gambi per la squadra di Mister Russo. Rimangono in campo delle titolari veramente solamente Franco e Bertè. Torna in gioco il Pidio, attenzione alla palla dentro, non controlla Bertolli. Quindi riposano Exana e Deborah Vanin. Lungo ancora Castagnaro, nega di petto, splendido lo stop dalla numero 10. Attende rinforzi, scarico d'Agnello. Agnello dentro per Nega. Passaggio che non va a buon fine, fallo laterale. E il Pidio palla al piede. Bertè, Pomposelli. Sovrapposizione di Elpidio, Pomposelli la tiene, scarica da Bertè che deve ancora uscire e tornare indietro. Bertolli, ancora per Arianna Bertè. Elpidio punta, Agnello prova a mettere in mezzo, Castagnaro blocca e va al lancio lungo, inarrivabile stavolta il pallone. Partita in ritardo sarà Agnello. Questa volta il kick-off è stato bravo a rientrare in tempo. Ancora la numero 22 il Pidio, all'indietro per Bertolli. Ricomincia da Irene Franco. Nega, tutto regolare, la chiusura sul Pidio. Bea Martin dentro per Nega. Nega, la chiusura di Bertolli. Il contrasto regolare di Nega, che riesce ad arpionare la sfera dai piedi del Pidio. Bea Martin all'indietro, Agnello dentro per Nega. L'intenzione era buona, ma è stato altrettanto buono il blocco di Arianna Bertè, che ha impedito al capitano del Città di Cavena di arrivare sulla sfera. Proprio la numero 8 porta avanti palla. Pomposelli si gira, non trova spazio per il tiro, allora torna da Bertolli. Pomposelli, la conclusione, la respinta corta e da 2 passi
manda alto Bertolli, e quando mancano 9 minuti e 25 alla fine del primo tempo abbiamo visto l'occasione più importante finora della partita, capitata sui piedi di Bertolli, che non è riuscito a mettere dentro la respinta corta di Castagnaro. Qui Nega controlla nonostante la spinta, il tacco per Macchiarella che ci lecca la sfera davanti la porta. Franco riparte dal basso ora il kick-off, Pomposelli fa salire la squadra, chiede di accelerare la manovra il mister Russo alle sue ragazze. Ancora Arianna Bertè, punta Nega, la palla rimane lì, Bettioli, Pomposelli, Bertè per Elpidio, Elpidio dentro, scarico Pomposelli, il tiro, pallone sul fondo, non c'è stato il tocco di Bianca Castagnaro, mentre intanto torna in campo Serena Benvenuto, esce Sara Agnello, Benvenuto prova a lanciare lungo, lascia scorrere Irene Franco. Pomposelli, attenzione la numero 22 dentro per Bertè, Bertè la conclusione di Iata, pallone in calcio d'angolo, appoggio dentro Pomposelli, riesce a mettere fuori Benvenuto, uscita del Capena, c'è Bea Martin sulla destra, servita da Benvenuto, la conclusione, Irene Franco non la tiene in campo, pallone che è uscito, calcio d'angolo, mentre c'è il time out chiamato da mister Russo. 12 minuti giocati, ancora 0-0, regge il Fortino del Capena, il canovaccio della gara ormai è chiaro, le ragazze di mister Chiesa che cercano di difendersi con le unghie e con i denti per poi ripartire in contropiede. Pallino del gioco lasciato nelle mani del kick-off, che finora non è riuscito a trovare il gol. Città di Capena anche numericamente molto limitato. Contro la Lazio, oltre purtroppo alla pesante sconfitta, sono arrivati anche 2 infortuni pesanti, Jessica Will e Laura Furman, già a partire dalla partita con lo Stat per quanto riguarda la numero 11 argentina, che ha rimediato purtroppo la frattura della 10ª costola. Tornano in campo le due squadre, non ci sono cambi almeno apparentemente, si riparte con il tiro dalla lunetta per il Città di Capena a seguito della conclusione di Bea Martin che ha impegnato Irene Franco, che in bagger ha messo in calcio d'angolo. Nega si occuperà della battuta, tutte fuori le giocatrici del Capena, nessuna che parte da dentro l'area. Nega addirittura per Castagnaro, è venuto sotto porta, non riesce a mettere dentro, attenzione alla rimessa lunga, Bea Martin la tocca anche Benvenuto, alla fine è costretta a metterla avanti Bea, che rimane anche momentaneamente a terra, si rialza la numero 8, mette fuori molto sportivamente Arianna Pomposelli. Chiedono delucidazioni dalla panchina, ma sembra poter continuare tranquillamente Bea Martin, gesto di grande sportività da parte di Arianna Pomposelli, lo sottolineiamo ancora una volta, che ha messo fuori, pallone giustamente restituito, è entrata con il numero 7 Prividera, Bertoldi per Deborah Vanin, la palla che rimpalla Bertoldi, la conclusione, ancora Pomposelli, vola Castagnaro. Tanto chiediamo scusa ai telespettatori per l'errore di pronuncia proprio nei confronti dal numero 13 del kick-off, che adesso batte questo calcio d'angolo. Benvenuto al liscio,
con Vanin, riparte però proprio la numero 18, prova il dribbling, in qualche modo passa Benvenuto, che poi però non si rende conto di avere la sfera proprio tra i piedi. Fallo laterale. Terza presenza con la maglia del Città di Capena per Serena Benvenuto dopo l'esordio in trasferta con lo Statte e poi quello sempre in trasferta al Palagems contro la Lazio. Oggi esordio in casa per l'ex biancoceleste. Intanto ancora il kick-off che insiste, Bertoldi sull'esterno della rete, lontano dalla porta stavolta. Castagnaro lungo a cercare Nega, mette giù perfettamente la numero 10, raddoppio su di lei che si porta la palla fuori, non riesce a tenerla in campo. Mentre esce Bea Martin, torna in campo Saragnello. Torna in campo anche Jessica Exana e si accomoda in panchina Arianna Pomposelli. Bertoldi. Vanin cerca il sinistro, Castagnaro. Ancora a dire di no. Corner battuto velocemente. Vanin. Jessica Exana chiude Benvenuto. Con ottimo tempismo. Ancora Exana, indietro da Bertoldi. Vanin con il destro la palla dentro, controllata da Privitera. Ancora Bertoldi per Exana. È libera sulla sinistra, Privitera viene servita ora. Vanin cerca spazio, Nega la tiene lì, Privitera. Ancora Vanin, spalla alla porta, scarico da Bertoldi che esce ancora da Privitera, incertezza sul primo controllo, riesce comunque a servire Vanin, la chiusura di Benvenuto, regolare, ancora Benvenuto, cerca di arrivare su ogni pallone, Serena Benvenuto, Privitera, Exana, Bettioli, ancora Deborah Vanin, la palla dentro, la palla che rimane lì, protestano per un fallo di mano e arriva il calcio di rigore e anche un cartellino rosso per la panchina. Numerose le proteste da parte del Città di Capena. Non abbiamo capito a chi era indirizzato il cartellino rosso. Per Saragnello. Rosso per Saragnello, addirittura per questo fallo di mano. Decisione, permetteteci di dire, discutibile. Quindi Capena con un uomo in meno, andrà Vanin dal dischetto. La palla messa in mezzo da Privitera con il sinistro, Agnello a quanto pare tocca con un braccio, non è stata molto chiara, diciamo, la dinamica dell'azione da qui, ma a quanto pare il tocco di mano c'era, ma addirittura il rosso. Ma intanto parte Vanin. Castagnaro, ancora la conclusione di Privitera, Castagnaro in calcio d'angolo. Continuano le proteste del Città di Capena che ora ovviamente dovrà difendere ancora più attentamente. Attacca ora il kick-off con l'uomo in più, Bertè, Exana, Bertè. Ancora Exana, Privitera, chiude Benvenuto, Privitera riesce a tornare indietro, Bertè, ancora Vanin, il destro, Castagnaro! Un'altra prestazione straordinaria in questo primo quarto d'ora di gara per Bianca Castagnaro. Ancora Arianna Bertè.
Vanin. Ancora Bertè, ancora per Deborah Vanin. Attenzione al Pidio. Vanin dentro, la palla che rimane lì, il palo! Anzi no, ha colpito il palo esterno, quindi rimessa dal fondo. Nega difende palla, addirittura cerca di far passare il tempo. Ancora rimessa dal fondo, riesce nell'impresa di far scorrere qualche secondo Nega. Castagnaro, ancora corto per Nega, che difende palla lì alla bandierina. In 2 su di lei. Ancora fondo, anzi no, calcio d'angolo, Prividera, corto per il Pidio. Vanin sul fondo. Ricordiamo 2 minuti di superiorità numerica a partire dal momento dell'espulsione. Espulsione di Saragnello che ovviamente pesa anche proprio per gli infortuni che già avevamo detto. Bertè. Vanin, Elpidio, Prividera ancora per Elpidio, cerca spazio per il sinistro, la parata da 2 passi di Castagnaro, la palla che rimane lì, Nega, la porta ancora in direzione della bandierina, ma ancora straordinaria Castagnaro su Bertè, in 2 su di lei, Nega la tiene con tutta l'esperienza possibile, alla fine Benvenuto è costretto a mettere fuori. Espulsione di Saragnello che arriva da 5,25. La palla dentro, intanto il palo di Prividera da 2 passi. Si salva il Capena. 5 secondi ancora di inferiorità numerica. Vanin dentro, ancora la respinta. Entra Macchiarella in tempo per recuperare questo pallone. Riesce a tenere lo 0-0 anche con l'uomo in meno il Capena. Prividera. Bertè. Ancora il Pidio, contrasto con Benvenuto, la palla per Vanin, ancora per il Pidio, Bertè, ancora Vanin, il sinistro di Vanin ribattuto da Nega, il Pidio ancora per Bertè, Deborah Vanin, Vanin ha spazio per il sinistro, sfonda la traversa Deborah Vanin, la palla arriva nel gioco, Prividera, ancora la palla messa in mezzo, respinta e Bea Martin si rifugia in fallo laterale, con le unghie e con i denti questo Capena, cerca di mantenere lo 0-0, Elpidio, Vanin, ancora per Arianna Bertè, Prividera, Deborah Vanin, cerca spazio per il destro, finta e controfinta, la palla rimane lì e il Pidio blocca addirittura Castagnaro che cerca il tiro che colpisce però una delle travi del Palavertini e per regolamento in caso la palla colpisca il soffitto del palazzetto si riparte appunto dal fallo laterale che si appresterà a battere Deborah Vanin. Arianna Bertè, Prividera, ancora per Vanin, Prividera con la punta, Castagnaro a dire di no, Nega, dribbling secco sul diretto avversario, avanza Nega per Bea Martin, la chiusura di Vanin, il calcio d'angolo. Prova come può e quando può il Capena a rendersi pericoloso in contropiede. Bea Martin, calcio d'angolo battuto male, riparte ora in superiorità numerica il kick off, Bertè frena, svanisce l'inerzia del contropiede ma ancora possesso per la squadra in maglia nera. Bertè la conclusione sul fondo, voleva il tocco di Macchiarella Arianna Bertè ma non c'è stato secondo il direttore di gara. Castagnaro lungo
proprio per Macchiarella, controlla a seguire con il sinistro, Macchiarella conquista il calcio d'angolo. La chiusura di Bertolli, chiedo scusa ancora una volta per la pronuncia della numero 13. Diretta Macchiarella dalla lunetta, Bea Martin per Nega però a spalla alla porta, indietro per Benvenuto, che riparte da Castagnaro, dentro per Macchiarella, fallo di Bettioli, spinta ai danni di Nega a quanto pare, plateale la gestualità dell'arbitro, che ripete ancora una volta, spiega ancora una volta i motivi del fallo fischiato ai danni del kick-off. Primo fallo per la squadra in maglia arena in una partita sostanzialmente corretta, dove appunto ci sono state solamente 2 falli per il Capena, che sono costati però 2 cartellini, il giallo a Benvenuto per la trattenuta della maglia e il rosso addirittura Agnello per il fallo di mano, che a quanto pare il direttore di gara ha valutato come decisivo ai fini del gol, perché se no non si spiega questa decisione. Nega col sinistro, dentro per Macchiarella, tiro ribattuto, ancora la conclusione, la palla rimane lì, Nega dentro, Privitera ad anticipare anche l'uscita del proprio portiere, poi pallone che passa, Benvenuto in chiusura, ancora Benvenuto di testa, e qui veramente è decisiva per il Capena. Palla lunga poi per Bea Martin, lascia scorrere Irene Franco, meno di un minuto alla fine di questo primo tempo qui al Palapertini. Ancora Privitera, Elpidio da Bertolli, la ribattuta di Bertè, Bertioli, il sinistro, ancora Benvenuto, esulta come se avesse segnato la panchina del Capena, soprattutto Francesca D'Amelia, secondo portiere delle Leprotte. Ancora Benvenuto in fallo laterale, Privitera, Bertè, ancora Bertioli, il tacco per Privitera, conclusione lontana dalla porta. Scalpiti finale di questa prima frazione, Castagnaro, lungo, troppo lungo per Nega, finisce il primo tempo, conclusione della numero 13 del kickoff, 0-0, il Capena che riesce a portare questo preziosissimo pareggio all'intervallo. Ricordiamo l'espulsione di Saragnello a 5:25 dalla fine, che ha procurato proprio il rigore, parato splendidamente dalla migliore in campo finora, Bianca Castagnaro, su Deborah Vanin. Ci interrompiamo per un attimo, vi aspettiamo per il secondo tempo, sempre qui, Città di Capena contro Kickoff, sempre qui al Palapertini di Fiano Romano, PMG Sport Futsal, continuate a seguirci.
Eccoci tornati qui al Palavertini di Fiano Romano per il secondo tempo tra Città di Capena e Kick-Off Calcio a 5 femminile. Chiudiamo una questione una volta per tutte, insomma chiedo scusa ancora una volta a tutti gli spettatori, soprattutto quelli tifosi del Kick-Off, per la pronuncia del numero 13 Bettioli. Adesso chiudiamo definitivamente questa questione. Invitiamo comunque tutti a mantenere, come state facendo finora, una pacatezza nei commenti, anche per comunque far godere al massimo a tutti quanti lo spettacolo del calcio a 5 femminile Serie A Città di Capena Kick-Off. Primo tempo che si è concluso sul risultato di 0-0, anche se non sono mancate le emozioni. Compagine ospite che ha mantenuto in mano il pallino del gioco, avendo tantissime occasioni. Capena che comunque in contropiede non ha fatto mancare qualche spavento anche dalle parti di Irene Franco. Vediamo come si schierano nel campo le squadre. Scelta obbligata per il Capena ormai, che scende in campo con Castagnano tra i pali, Benvenuto, Bea Martin, Nega e Macchiarella. Per il Kick-Off che attacca adesso dalla vostra destra alla sinistra, Irene Franco tra i pali, Deborah Vanin con la numero 13 Bettioli, numero 8 Bertè e Elpidio. Subito Vanin dentro, prova a partire subito forte la Kick-Off, a sorprendere il Capena in velocità. Bea Martin, Benvenuto, lungo da Nega che fa la sponda di testa, troppo lunga, non può arrivare nessuno. Arianna Bertè. Attenzione Vanin, se la porta sul sinistro, il tacco per Elpidio che sfiora il palo alla destra di Castagnaro. Leggermente ritardo in uscita qui diretta Macchiarella. La palla lunga di Benvenuto, riparte ancora il Kick-Off con Arianna Bertè. Vanin. Elpidio chiude Benvenuto che non riesce a involarsi verso la porta perché gioca stabilmente fuori dai pali Irene Franco, proprio per cercare di arrivare in anticipo su qualche contrasto. Vanin. Elpidio per Bertè. Ancora Vanin, il destro di Vanin, fondo. Si fa vedere e si fa sentire Deborah Vanin dalle parti di Castagnaro. Fa paura anche se solo sentire il rumore del pallone che si scontra sul muro. Incredibile la potenza di tiro di questa giocatrice, mentre intanto però Benvenuto recupera questo pallone. Bea Martin prova a manovrare ora con un po' più di calma il Capena. Nega, Bea Martin, ancora Nega. In avanti Nore che colpisce sulla schiena il direttore di gara e finisce in fallo laterale. Ancora ad impostare il Kick-Off Elpidio. Vanin, punta Macchiarella, Vanin, Castagnaro. Primo intervento di questo secondo tempo in spaccata per Bianca Castagnaro sulla conclusione del capitano del Kick-Off, Deborah Vanin. Bertè finta, lascia la palla del Pidio, poi il passaggio all'indietro di Bettioli che non si intende con la compagna, pallone che arriva comunque a Irene Franco. Bettioli, Macchiarella in chiusura su Elpidio, riesce a tenere la palla numero 22, il tacco di Elpidio e poi sbaglia l'appoggio Arianna Bertè. Adrieli Bertè. Capena che riparte da Benvenuto, Castagnaro in avanti. Bertè mette giù molto bene, avanza sulla fascia sinistra, Bertè, Castagnaro anche coperta forse da Benvenuto, riesce comunque a mettere il calcio d'angolo. Vanin, Bettioli, Bertè, ancora Elpidio, chiude Macchiarella in fallo laterale. Gioco che riprenderà dalla destra.
Scarica Bettioli da Vanin. Macchiarella fa da scudo alla propria porta, mentre si scalda intensamente Exana, Jessica Exana. Ancora Vanin, tiro murato, nega, riesce a tenere la palla fra i piedi, poi in avanti non riesce a servire Bea Martin. Deborah Vanin, ancora Castagnaro, vuole battere veloce Vanin. Bettioli fa riposizionare le compagne e ancora Bertè da Vanin, chiude Bea Martin, ma Vanin difende la palla e ricomincia dal proprio portiere. Ancora Bertè, Bea Martin intercetta, attenzione, può ripartire la numero 8 che si invola verso la porta. Bea Martin con la punta, Irene Franco la tiene lì con il piede. Ancora una volta, come abbiamo più volte evidenziato, il Città di Capena cerca di sorprendere l'avversario in contropiede. Bettioli, eccola qua, Jessica Exana per Vanin, chiude Benvenuto. Non c'è stato il secondo tocco di Vanin, quindi fallo laterale per la kick-off. Pallone dentro, Macchiarella in chiusura, tenta un sombrero Bea Martin su Arianna Pomposelli. Vanin con la punta, Benvenuto chiude in calcio d'angolo. Vanin, Bettioli, Exana riesce a mantenere la sfera e poi Vanin da Pomposelli, sbaglia l'appoggio Deborah Vanin, prende fiato ovviamente il Capena con calma, che cerca di recuperare le energie. Un tempo che si pronuncia ancora molto lungo per le ragazze di Mister Chiesa. Benvenuto in avanti, scavalca l'avversaria, nega la parata di Irene Franco. Attenzione però, qui Pomposelli sembra aver trattenuto Nega, non c'è niente secondo l'arbitro, si gioca, riparte velocemente il kick-off. Bertè, Pomposelli non controlla, questa era un'ottima occasione e ancora la chiusura di Vanin che esulta come se avesse segnato su Nega. Proteste dalla panchina e dalla tribuna, dai dirigenti. Benvenuto, ricomincia la Castagnaro che va lungo, riesce ad anticipare la diretta avversaria, blocca Irene Franco, riparte Bettioli. Occasionissima questa, forse la più importante di questo secondo tempo sicuramente per il Capena, capitata proprio sui piedi di Nega. Vanin, Pomposelli, ancora Macchiarella in chiusura, Bettioli, Exana, Pomposelli, Exana, lo stesso prolungato, Bettioli, vola Castagnaro ancora, mettere in calcio d'angolo. Mentre esce proprio la numero 13 e torna in campo Adriana Bertè. Una rosa molto lunga che nonostante tutto mister Russo finora fa girare poco, sempre le stesse 6-7 giocatrici. Prova la conclusione intanto Vanin. Qui inizialmente il direttore di gara aveva dato la rimessa al fondo, poi è stato corretto anche dal secondo assistente ed è stato dato l'angolo. Pallone battuto all'indietro per Vanin. Exana fermata da Bea Martin, ma Vanin fa valere la propria tecnica, la propria stazza fisica per mantenere questo possesso. Pomposelli, ancora Vanin,
Exana. Nega la tiene lì. Prova a prendersi il fallo laterale e riesce nel proprio obiettivo Nega. Benvenuto da Castagnaro, pressing alto di Manin che va a rinvio lungo in direzione però di nessuno, solo della panchina del kickoff, che riposiziona subito il pallone per velocizzare il gioco. Vanin intercetta Nega, che prova qui addirittura a sorprendere l'estremo difensore del kickoff dalla distanza. Tentativo velleitario che non preoccupa Irene Franco. Exana, Elpidio, prova la conclusione Exana, murata ancora da Serena Benvenuto. Pomposelli, gran botta dalla distanza. Si allunga Castagnaro che alza la sfera in calcio d'angolo. Ennesimo tiro dalla lunetta per il kickoff, con Bertè che torna da Pomposelli. Ancora da Bertè, che allarga da Exana. Bertè, ancora Pomposelli sulla sinistra, sterza. Si riesce a girarsi Pomposelli, poi Nega e il Pidio alla fine riesce ad uscire. Aveva provato una giocata in un fazzoletto di spazio Nega e qui è il Pidio. Conclusione che non crea problemi stavolta alla retroguardia del Città di Cavena, che riparte dal basso ora con Macchiarella. Benvenuto, va lungo a cercare Nega, anticipo di Bertè. Attenzione, qui la palla buona per Pomposelli, finta a mettere fuori Macchiarella, poi però rallenta Pomposelli. La palla rimane lì, Nega ancora dalla distanza, pallone alto. Sembra essere questa un'altra soluzione per il Cavena, tentare la conclusione da fuori, soprattutto quando la sfera capita sui piedi di Nega, che insomma tecnica ne ha da vendere. Così come però le proprie dirette avversarie, con il Pidio, Macchiarella dentro, proprio Nega, la palla che resta lì pericolosamente. E su questa azione rocambolesca arriva il gol della kickoff con Arianna Pomposelli, quando sono passati 8 minuti e 37 secondi. Per la kickoff Arianna Pomposelli. È ripreso il gioco con il Cavena che ora si trova costretto ad inseguire. Attenzione qui, Bea Martin se la ritrova lì sull'incertezza di Exana. Sfiora addirittura il pareggio il Città di Cavena. E il Pidio, Pomposelli, autrice del gol. Ancora il Pidio. Exana, Benvenuto ci mette il piede, non riesce però a recuperare il pallone. Poi Bea Martin in pressing alto e il Pidio riesce in qualche modo a chiudere. Prova ora il pressing alto il Cavena, attenzione però, deve uscire Castagnaro a mettere fuori Macchiarella. Nega, azione tutta al volo, molto complicata, anche troppo. Qui fallo di Pomposelli su Bea Martin, che si prende anche il cartellino giallo per una trattenuta. Metodo di giudizio che comunque rimane costante da parte degli arbitri, che dimostrano una fiscalità molto elevata. Pochi falli ma tantissimi cartellini. Ora tutte e 4 le giocatrici di movimento del Cavena a discutere sul come battere
questa posizione, si allontana Nega, si allontana Macchiarella, rimane solo Benvenuto alla battuta, perché anche Bea Martin si allarga sulla sinistra, forse proverà uno schema la squadra di mister Chiesa. Prova a disturbare la visuale del portiere Macchiarella, ma la palla esce fuori. Ancora kick-off. Pomposelli sterza, conclude, Bea Martin di faccia, infatti sicuramente un colpo che non fa bene a Bea Martin, che però non chiede l'intervento dei sanitari. Rimane stoicamente in campo, anche perché il Cavenà in questo momento non ha cambi disponibili, perché tutte le giocatrici in panchina sono infortunate. Riparte ora Nega, che però non vede il recupero del Pidio. Allora Manin, il tacco proprio per la numero 22, pallone che però finisce fuori. Siamo poco oltre la metà di questo secondo tempo, 9:22 alla fine. Attenzione qui, Bertolli su Macchiarella, il Pidio di sfondamento su Nega, non trova la porta. Bettioli, scusate ancora una volta, pardon. Nega, Bea Martin, Benvenuto ancora in avanti per Macchiarella, brava a tenere, poi non riesce a servire Bea Martin. Ottima la chiusura di Bertè, che punta Macchiarella, poi torna indietro Vanin, c'è spazio ora per Bettioli, Vanin e il Pidio dentro, Bertè, finisce a terra Macchiarella, esce fuori ancora il kick-off che non trova spazio. Urla mister Chiesa di uscire alle proprie giocatrici. Pallone dentro, ancora il tiro, ancora la ribattuta di Macchiarella, ancora il Cavenà che si difende. E il Pidio. Deborah Vanin. Nega chiude benissimo sul Pidio, prova a ripartire il Cavenà, Macchiarella, si apre Bea Martin, Nega torna indietro alla fine da Castagnaro molto lunga, anche troppo, pallone direttamente sul fondo. Sale palla al piede Bettioli, Vanin. E il Pidio, Vanin, ancora Bettioli, sbaglia l'appoggio per il Pidio. E c'è il time out chiamato da mister Chiesa, che dovrà riuscire in qualche modo anche a far rifiatare le proprie giocatrici, forse time out chiamato anche per questo. Sta prevalendo finora la maggior tecnica messa in campo da parte del kick-off, ma apprezzabile in ogni modo il cuore, la forza di volontà, l'abnegazione che sta mettendo in campo il Città di Cavenà, nonostante il risultato non gli sorrida. Sicuramente una prestazione di gran lunga migliore rispetto alle ultime due uscite contro Statte e Lazio, dove la squadra di mister Chiesa era apparsa leggermente meno carica, meno concentrata, soprattutto il primo tempo di Statte, insomma, il primo tempo che finisce 4-0 è un po' il simbolo di una squadra che non è concentrata al massimo, una kick-off che invece nonostante il gol di vantaggio, nonostante le tantissime azioni create, finora non riesce a concretizzare in gol la grande mole di gioco creata, anche per meriti, tantissimi meriti da parte di Bianca Castagnare, due portieri che finora sono intervenuti in maniere diverse, sicuramente, perché Castagnare è dovuta intervenire molto di più, facendosi trovare quasi sempre pronta a
l'occasione del gol di Pomposelli, dove però è incolpevole. Irene Franco, che comunque ha dovuto salvare la propria squadra nelle poche ripartenze del Cavena, che per poco non sfiorava un clamoroso vantaggio con Bea Martin, e poi sempre con la numero 8 spagnola, avvicinandosi anche al gol del pareggio immediatamente dopo il gol segnato. Si riparte dal fallo laterale della destra. Benvenuta la battuta, sono tutte distanti le giocatrici. Bea Martin. Da Castagnaro, che deve mettere avanti di punta. Il passaggio di Benvenuto non era proprio ottimo. Bea Martin chiude sul pidio e guadagna anche il fallo laterale. Macchiarella all'indietro da Castagnaro, lungo da Nega, troppo, non può arrivare alla numero 10. Sette minuti e 25 alla fine di questo match. Il pidio dentro per Bettioli, torna indietro, Nega, calcio d'angolo. Bettioli all'indietro, sbaglia tutto. Prova a ripartire Nega. Nega sterza, alla fine si prende fallo laterale, non ha visto lo spazio per servire una delle due compagne, né Bea Martin né Serena Benvenuto. Macchiarella all'indietro per Castagnaro, che cerca ancora la soluzione lunga. La spizza Bea Martin, ma non può far altro che consegnare la palla tra le mani di Irene Franco. Vanin. Bettioli, ancora Vanin, ancora Bettioli, il pidio larga sulla sinistra. Vanin, tacco per il pidio. Bettioli sbaglia il passaggio in orizzontale. Vanin riesce a chiudere, anche la fatica si fa sentire. Bettioli, 1 contro Benvenuto. Vanin. Bettioli. Vanin. E il pidio. Vanin. Ancora il pidio, ancora Vanin, chiude Macchiarella, ma la palla resta ancora tra i piedi del kick-off, che ora sbaglia. Ancora Bea Martin in chiusura e il pidio. Vanin, entrata intanto Exana, che riceve ora il pallone, punta Benvenuto, che chiude in calcio d'angolo e scivolata. Pallone dietro, ancora in fallo laterale. Bertè. Vanin. Prividera. Prividera sul fondo. Benvenuto, Nega, addosso a Vanin. Attenzione, finisce a terra intanto Macchiarella, però solamente un incrocio di traiettoria tra la numero 24 del Cavena e la numero 8 del kick-off. Qui Benvenuto, dribbling secco su Prividero, gran giocata. Macchiarella dentro per Bea Martin, sterza, non riesce ad andare alla conclusione. Ancora Benvenuto però in chiusura, chiama a gran voce il fallo laterale e lo ottiene. 4,44 alla fine. Castagnaro rischia anche il dribbling su Prividera, l'errore di Castagnaro. Exana mette fuori, si salva qui il Cavena, chiede scusa ovviamente alle compagne Bianca Castagnaro. Primo errore di una prestazione finora strepitosa, arrivato con i piedi, non con le mani, perché è raro vederla sbagliare con le mani questa giocatrice. Ecco il rinvio lungo, Nega.
Ancora Irene Franco, riparte dal basso la kick-off, attende nella prova metà campo il Capena. Bertè, Exana, Bertè, scusate, Vanin, Privitera, il tacco per Vanin che non arriva su questo pallone, riesce però a conquistare il fallo laterale, pallone scodellato alto per Bertè. Privitera, Exana, Puntanega, si accentra, ancora Vanin, cerca spazio per il destro, chiude ancora Benvenuto. Vi facciamo i complimenti se avete tenuto il conto dei calci d'angoli battuti dalla kick-off. Privitera, ancora Bea Martin, approfitta di ogni secondo a disposizione il Capena per prendere fiato, perché in questo secondo tempo non ha cambiato nessuna giocatrice e mancano 3 minuti e 50 alla fine. Potete immaginare insomma che la fatica si faccia sentire. Il tiro che qui passa tra le gambe di Macchiarella, ma Castagnaro è sempre presente. Privitera, Exana, Bertè, ancora Bertè, Exana, Deborah Vanin, Privitera, Exana da Bertè, ancora Deborah Vanin, dentro, Benvenuto in anticipo su Exana, fallo laterale. Vanin, attenzione, il tiro ribattuto da Bea Martin che finisce il fallo laterale. Bertè a battere dalla sinistra, 3 minuti, poco meno alla fine. Benvenuto in anticipo, Vanin sul fondo. Prova ad andare velocemente Castagnaro al rinvio, Vanin però capisce tutto, intercetta ora contropiede veloce, Vanin, la sterzata, Macchiarella a contenere la numero 10, Privitera, ancora Macchiarella ad uscire su Vanin, stavolta la numero 10 è bravissima in dribbling a far fuori la diretta concorrente, ma Castagnaro è straordinaria in uscita, ancora una volta. Intanto richiamo arbitrale per Bea Martin e Jessica Exana, qualche contatto di troppo ha visto dal direttore di gara, solo però richiamo verbale. Non sembrano però essersi troppo chiariti le due giocatrici che continuano comunque a toccarsi continuamente. Deborah Vanin, Privitera, Bertè, attenzione, c'è il taglio di Privitera, chiamato da mister Chiesa, ma Bertè è costretta a ricominciare da dietro, ancora Vanin, Privitera, ancora Bertè con l'esterno. C'è stato un tocco da parte di una delle giocatrici del Capena, Vanin batte velocemente direttamente verso la porta, qui Castagnaro respinge corto, Macchiarella mette fuori, Privitera, 1,55 alla fine, Vanin, Bertè, Exana, ancora per Vanin all'indietro da Bertè, ancora Vanin, Privitera, Vanin contrastata da Benvenuto, fallo laterale per il Capena. Si lamentano entrambe le giocatrici, soprattutto Deborah Vanin, anche un po' nervosa forse per non essere riuscita a trovare il gol per ora. Exana qui deve chiudere il fallo laterale sul tacco di Nega. Però stranamente l'arbitro dà fallo laterale per
per il kick-off, a quanto pare sulla chiusura di Exana. Attenzione Prividera, non esce nessuno qui in comprensione difensiva. Benvenuto non è uscita, ha lasciato libera Prividera. 1 minuto alla fine, urlato anche dalle panchine come potete sentire. Benvenuto qui mette fuori ancora Bertè. Vanin, finta e controfinta, conclusione Murata ancora una volta. Kick-off che ora potrebbe anche semplicemente gestire e portarsi a casa la vittoria con questo minimo vantaggio. Deborah Vanin dentro da Exana, ancora Arianna Bertè. Adesso deve alzare il pressing il Cavena, deve provarci. Esce bene però il kick-off che continua a far girare il pallone e torna indietro ora Bertè, scusate, Vanin, eccola qua Bertè, Vanin ancora, Prividera. 10 secondi al termine, Exana va da Prividera, Vanin, 1 secondo alla fine, Exana finisce così. Il kick-off vince al Palavertini di Piano Romano per 1-0, ma applausi a scena aperta da parte del pubblico e della panchina del Cavena, perché nonostante una sconfitta, una squadra rimasta in 5, più il secondo portiere per infortuni ed espulsioni, insomma c'è solo da farle i complimenti. Ringraziamo tutti i tifosi del futsal femminile, del Cavena, del kick-off per essere stati con noi. Sempre PMG Sport Futsal. Ritorniamo il 3 gennaio per il recupero, un altro recupero del Cavena che affronterà il Montesilvano. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, qui da Luca Pellegrini e tutta la redazione di PMG Sport Futsal.